do il benvenuto in qualità di Questore del Senato, portando anche i saluti del nostro Presidente, che essendo anche lui un padovano o una padovana meglio, ci porta anche i suoi saluti. Ma mi fa veramente piacere oggi essere qui per la presentazione di questo libro che ritengo Next Gospel, che ritengo un appuntamento importante. Non me ne vogliano gli autori, ma al di là del libro, che chiaramente dopo lo andremo a sentire, sicuramente fa un'analisi molto molto interessante, è un momento, vorrei dire, fondamentale importanza per la ripartenza che tra l'altro in questi giorni con tutta la speranza sta avvenendo. Ultima novità, proprio ieri sera abbiamo visto il nuovo decreto che comincia a dare una possibilità di riapertura e quindi dare una boccata d'ossigeno per quanto riguarda tutto il settore del commercio, del dettaglio e non solo, vorrei dire, per tutti noi. Quindi un contesto della pandemia da un punto di vista sanitario che sta chiaramente calando, questo ci dà una grande fiducia che un po' alla volta stia superando, e quindi il piano vaccini che cominci a essere sempre più efficace e anche, speriamo, sempre più veloce, per poter dare la possibilità di immunità a tutto il nostro Paese e quindi a tutti i nostri cittadini. E credo che questo sia l'aspetto. E dall'altra parte, chiaramente, l'altra grande crisi che si è accumulata assieme alla problematica della pandemia sanitaria, quello del tutto il tessuto socio-economico del nostro territorio, e in particolare quello che qui viene rappresentato non solo perché è autore assieme con Manuel Fael, ma anche perché è presidente di importanti associazioni venete del Confcommercio e non solo, anche rappresentante in Confcommercio nazionale, come membro di giunta, il nostro presidente, mi permetto di dire il nostro presidente, Patrizio Bertin. E credo che questo sia un aspetto veramente importante, ci dà una speranza, un guardare avanti, e in un momento di crisi così importante, che si fa una riflessione guardando in avanti a quelle che sono effettivamente le possibilità per il futuro, credo che sia uno strumento fondamentale, importante. Quindi il momento di difficoltà, un momento di riflessione, un momento anche di una riflessione seria che guarda il futuro, e credo che questo sia l'aspetto che poi andremo a vedere degli autori che hanno sviluppato all'interno del libro che avete scritto. Credo che questo sia veramente una cosa importante, perché come si sviluppa il piccolo commercio nell'era digitale, nel post pandemia. La pandemia ha cambiato la nostra società, su questo non c'è dubbio. Quindi oggi le difficoltà della crisi devono essere trasformate all'interno del commercio come opportunità. Credo che questo sia un aspetto che voi avete toccato in maniera importante, in modo importante. Con che cosa? L'utilizzo, ad esempio, delle nuove tecnologie, che deve diventare un valore importante e aggiuntivo per tutte le piccole e grandi imprese. E credo che questo sia l'altro aspetto che avete toccato all'interno della vostra riflessione. Una riflessione seria, composta, e ho usato il termine composto, che non è un termine, che è un termine semplice, ma nel momento in cui si stanno chiudendo, le serrande sono giù, la situazione economica complessa, essere composti e fare una riflessione sul dopo è un grande segno di maturità, ma anche un grande segno di interesse verso quella che è la nostra comunità, e credo che questo ne vada dato merito, e credo che quindi oggi lo daremo qui anche all'interno della nostra conferenza stampa all'interno del Senato, che tra l'altro sono le prime che vengono aperte anche a persone all'esterno, al di là dei relatori. Quindi è anche questa una novità verso la ripartenza, al di là chiaramente della stampa. Io avevo fatto due passaggi anche rispetto agli investimenti del recovery, che è sicuramente un'occasione storica importante,
che sicuramente stimolerà la rivoluzione digitale e deve stimolare la rivoluzione digitale del sistema paese, però come dicevo prima deve coinvolgere tutti, in modo particolare le piccole e medie imprese, i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori, cioè quindi tutta la nostra società, tutto il nostro tessuto socio-economico. E all'interno di questi anche una proposta che so anche che il Presidente Sangalli, che lo sentiremo subito dopo, di affidare alle Camere di Commercio il compito di fornire assistenza e supporto soprattutto nei confronti appunto delle piccole e medie imprese. Opportunità sicuramente nel digitale, nell'innovazione, nelle nuove tecnologie e vorrei aggiungere anche un sistema green ambientale che oggi più che mai diventa fondamentale per la vita e il futuro di tutti noi e dei nostri figli. Credo che questo ne siamo tutti d'accordo, che oggi al di là delle parole con l'innovazione, la tecnologia eccetera ci dovrà essere anche una evoluzione nel digitale importante. Arriviamo ai ristori e delle riaperture. Abbiamo fatto un grande passo in avanti, abbiamo chiesto più volte del superamento ad esempio del coprifuoco, chiaramente sempre essendo attenti ai contesti di sicurezza, perché di questo non c'è dubbio. Abbiamo visto proprio col decreto riaperture appunto che si comincerà ad avere a passi. Noi avevamo chiesto un po' di più, ma intanto abbiamo ottenuto dei passi importanti, stop al coprifuoco nelle regioni bianche, tra cui il nostro Veneto sembra che stia andando verso il bianco dal 7 giugno e dal 21 giugno in tutte le regioni, indipendentemente dai colori. Un'altra frase storica, quella della tassazione delle tasse, sono chiaramente numeri importanti che non si possono ignorare, 1,5 milioni di posti di lavoro che se ne sono andati, che vuol dire che dobbiamo adesso capire come recuperarli rispetto al prossimo futuro. Dobbiamo impegnarci su questo aspetto. La legge delega sulla riforma fiscale prevista dal PNRR a fine luglio è uno degli appuntamenti importanti proprio sulla necessità di ridurre le tasse sul lavoro e quindi alleggerire il cuneo fiscale, quindi taglio al cuneo fiscale. E vorrei chiudere con un'ultima frase del nostro Presidente Mattarella che ha detto: il ruolo delle imprese è centrale per la ripresa. Per l'opera di ricostruzione del Paese è necessario uno sforzo corale delle istituzioni e delle forze socio-economiche e sociali. Sergio Mattarella. Io credo che con questa ultima considerazione diamo e apriamo la conferenza stampa di oggi con adesso l'intervento, se non erro, di Carlo Sangalli, che adesso lo proietta. Buongiorno a tutti, grazie innanzitutto. Buongiorno a tutti, grazie innanzitutto al Presidente Bertino, all'amico Patrizio, anche per avermi coinvolto con un piccolo contributo in questo bel libro. Mi fa piacere ritornare in Parlamento con questo libro che parla di un tema centrale per il mondo che la Confcommercio rappresenta. Mi riferisco alla dialettica tra fisico e digitale. Prossimità, relazioni, presidio del territorio sono infatti funzioni del negozio fisico che vanno valorizzate anche grazie al digitale e non invece soppiantate dalle opportunità della tecnologia. Perché questo avvenga, tuttavia, 3 condizioni sono indispensabili. Le riassumo con 3 parole: coesione, investimenti e responsabilità. Coesione. Coesione significa che non si deve lasciare indietro nessuno. Le imprese, anche le più piccole e le più tradizionali, vanno accompagnate al digitale. Non devono essere invece schiacciate dentro una crisi che aggiunge al danno la beffa
di vedersi superate dai grandi e voraci giganti del web. La nuova economia sarà una economia migliore se saprà portare le imprese dentro un futuro migliore. Il secondo passaggio è quello degli investimenti. Indennizi e ristori servono infatti alle imprese subito nell'emergenza, ma serve anche fare buoni investimenti per far crescere le imprese nei modelli e nelle prospettive. Sappiamo tutti che in tal senso il PNR è una grande occasione e che non possiamo in alcun modo perdere, una grande opportunità. Infine la terza condizione è la responsabilità. La responsabilità è per eccellenza il cuore della politica che guarda alle prossime generazioni. E se posso dire, ha un potente agente di sviluppo, i corpi intermedi, le associazioni di rappresentanza, perché sta alle organizzazioni sociali come la Confcommercio, con una grande storia alle spalle e una grande rete al presente, assumersi la responsabilità di accompagnare il cambiamento, di promuovere l'innovazione, di capire meglio il presente per cambiare il futuro, proprio tra i capitoli, come leggiamo, di questo libro. La responsabilità è nostra, il risultato è del Paese, il merito invece degli imprenditori che continuano a scegliere di creare lavoro e sviluppo. A loro sono dedicate le pagine di Patrizio Bertin e Emanuele Faè. A loro ogni giorno è dedicato il nostro impegno. Grazie. Grazie al Presidente nazionale di Confcommercio per il suo saluto, che credo sia stato proprio già intervenuto nel merito del lavoro fatto. Io direi se l'abbiamo in collegamento adesso in diretta con Carlo Stagnaro, direttore ricerche e studi dell'Istituto Bruno Leoni. Se ci siamo, perfetto. Ammetti. Ecco, bravo. La diretta è bella per questo. L'audio è stato disattivato. Metti da tutto parte. Eccolo. Dottor Stagnaro, buongiorno. Adesso buongiorno. Benissimo, la sentiamo e la vediamo. Prego, e benvenuto qui alla conferenza stampa di presentazione del libro di Patrizio Bertin e Emanuele Faè, Next Gozio. Prego, grazie ancora. Grazie a voi, grazie dell'invito e grazie soprattutto agli autori, Emanuele Faè e Patrizio Bertin per il libro, e grazie al senatore De Poli per aver organizzato questo evento. Vado a freddo, avete già cominciato, come funziona? Sì. Abbiamo fatto io la presentazione, è già intervenuto il Presidente nazionale Sangalli e adesso stiamo ascoltando lei. Ok, grazie, no, avevo messo davanti il libro. No, davvero mi fa molto piacere avere questa opportunità, sia per un fatto personale, Manuel in particolare è un amico, diciamo, ci conosciamo, ci frequentiamo da un po' di tempo e ho imparato appunto a conoscerlo e stimarlo, ma soprattutto perché il libro oggettivamente merita sotto almeno 3 dimensioni diverse, che lo rendono un volume particolarmente prezioso, 4, ne dico una quarta che metto per prima. È un volume prezioso anzitutto perché è un libro fisicamente realizzato bene. Noi viviamo in un'epoca strana in cui molti dei prodotti editoriali che consumiamo, io per primo li consumiamo in formato digitale. E quindi abbiamo perso un po' confidenza con la dimensione fisica dei prodotti editoriali.
Contemporaneamente spesso i prodotti editoriali hanno una manifattura, come dire, non particolarmente soddisfacente. Questo è un libro che si tiene bene in mano, ha delle bellissima carta, si sfoglia bene e così via. Sembra un aspetto secondario, ma in realtà credo che sia un aspetto qualificante di un libro come questo, che vuole in fondo raccontare, vuole in fondo spiegare come una serie di attività tradizionali cambiano, devono evolvere, devono distinguersi, devono specializzarsi in un mondo che è radicalmente mutato e che sta radicalmente mutando. E quindi questo è il primo punto che mi faceva piacere sollevare e che, ripeto, può apparire marginale, ma in realtà è tutt'altro che marginale. Poi ci sono invece 3 questioni di merito. La prima emerge molto bene anche dalla prefazione di Michele Boldrin. Questo è un libro che si presenta come un libro divulgativo e per certi versi come un libro pratico di utilizzo concreto per almeno alcuni dei suoi destinatari, però è un libro che ha oggettivamente una dimensione di ricerca. Si vede che al di sotto del libro, al di sotto dei capitoli, c'è un lavoro di indagine profonda che aiuta a collocare le riflessioni che vengono poi presentate nel nostro contesto, nel contesto quotidiano, nel contesto delle trasformazioni in atto, nel contesto dell'evoluzione del settore del commercio. Nella prefazione Michele Boldrin suggerisce di partire dal capitolo 7, io invece sono più conservatore di Michele, suggerisco di partire dal capitolo 1 nella lettura del libro, nel senso che è vero quello che scrive Michele, che ogni capitolo rappresenta per certi versi un universo chiuso e può essere letto a sé, ma è altrettanto vero che c'è un filo logico attraverso cui i capitoli si snodano. Il primo in particolare io ho trovato davvero interessante perché ricostruisce la storia di quello che è il settore del commercio, cioè come il settore del commercio è diventato quello che è e come ciò che noi diamo in qualche modo per scontato e ciò che è l'oggetto spesso di forme di resistenza al cambiamento, tentativi di difesa dello status quo, in realtà è esso stesso il prodotto di un'evoluzione radicale che si è manifestata negli anni e nei decenni. Il negozio come lo conosciamo noi oggi, 20 anni fa o 40 anni fa sarebbe stato, come dire, era una innovazione assolutamente rivoluzionaria. E questo ci aiuta a mettere in prospettiva un elemento che è evidentemente un tratto fondamentale di questo libro, ma è un tratto inevitabile di qualunque studio, libro o tentativo di divulgazione, eccetera, che voglia occuparsi di come evolve la nostra società. Vale a dire che considerare qualcosa come immutabile o considerare dei cambiamenti come in qualche maniera un nemico da abbattere può essere un atteggiamento come dire, sostenibile nel breve termine, ma non lo è quasi mai nel lungo termine. Il secondo elemento importante del libro è quello che rimane in qualche maniera sullo sfondo del libro e vale a dire l'effetto del Covid. Io credo che sia stata una scelta molto saggia da parte di Manuel Fae e Patrizio Bertin, quella di ovviamente tener conto del fatto che noi parliamo oggi nel maggio 2021 a valle di un anno e mezzo assolutamente straordinario, ma di non cadere nella tentazione di raccontare il Covid come un totale cambiamento di rotta. Il Covid è stato un'esperienza profonda e profondamente negativa, le cui conseguenze ci porteremo dietro per chissà quanto tempo in tanti modi diversi. Però se guardiamo in prospettiva di lungo termine, molto probabilmente il Covid è una parentesi. Tutti quanti siamo convinti e crediamo e speriamo che torneremo ad avere una vita grosso modo normale. E quindi il Covid non è qualcosa che molto probabilmente produrrà delle inversioni di rotta rispetto ai fenomeni, per così dire, di evoluzione secolare dell'economia, di trasformazione strutturale dell'economia.
Il Covid è qualcosa che certamente ha accelerato o amplificato alcuni dei cambiamenti in atto e come tale va visto. Un acceleratore è accelerare è diverso da tirare il freno a mano ed è ancora diverso da innestare la retromarcia. E in particolare quali tipologie di cambiamenti ha innescato il Covid? Ha innescato una serie di cambiamenti legati da un lato al nostro rapporto, al nostro utilizzo del digitale, che è un tema particolarmente sensibile per l'Italia, perché questo emerge anche abbastanza bene dal libro. Noi siamo, da questo punto di vista, anche qua per tante ragioni che non stiamo a indagare, siamo un paese che è storicamente arretrato. Un po' come in fondo eravamo un paese arretrato qualche decennio fa, quando abbiamo cominciato a importare il modello del supermercato. Il Covid ci ha costretto a fare la corsa e scoprire che il digitale può cambiare la nostra esperienza d'acquisto. E ci ha anche però fatto scoprire che nel cambiare la nostra esperienza d'acquisto il digitale non fa venire meno il ruolo del commercio. Assegna al commercio una funzione in parte diversa e assegna ai commercianti delle leve di competitività, di distinzione di business differenti rispetto a quelle che credevano di avere. E questo porta al quarto e ultimo punto che volevo toccare. La seconda parte del libro ha un manuale per sopravvivere al cambiamento, diciamo così. Detta così in realtà suona male, manuale per surfare sul cambiamento, manuale per fare dei cambiamenti in atto un volano positivo, almeno per chi li vuole vivere questi cambiamenti e per chi non vuole attardarsi in una resistenza comunque con scarse prospettive. E nel farlo io credo che compia un esercizio estremamente corretto dal punto di vista metodologico, ma tutt'altro che ovvio, soprattutto se pensiamo al dibattito pubblico intorno ai temi del commercio. Vale a dire, cerca di raccontare il mestiere del commercio attraverso la descrizione e la vivisezione dell'esperienza d'acquisto. Il commercio significa vendere un prodotto e per vendere un prodotto io devo capire che c'è un potenziale interesse, intercettare quell'interesse e riuscire a vendere quel prodotto a condizioni migliori rispetto a quelle dei miei concorrenti. Condizioni migliori può voler dire a un prezzo più basso. Io sono genovese, quindi ovviamente sono estremamente sensibile al tema, ma significa anche dare una consulenza specifica su quella tipologia di prodotto, significa anche dare una pluralità di alternative per soddisfare un bisogno, significa accompagnare il cliente in vario modo nella sua appunto esperienza d'acquisto. E questo mestiere di accompagnamento del cliente in parte può essere sostituito dall'online e in parte vede nell'online e nel digitale un complemento che consente di migliorare questa esperienza e in parte però no, non può essere in alcun modo sostituito. Il rapporto fisico che noi abbiamo con gli oggetti che compriamo è qualcosa che almeno allo stato attuale della tecnologia non può essere riprodotto attraverso un acquisto online. Questo comporta fondamentalmente che alcune tipologie di commercio inevitabilmente avranno una crescita anche nella loro dimensione fisica, altre tipologie di commercio avranno una decrescita e altre tipologie di commercio ancora avranno una trasformazione. Io cito un esempio che non compare nel libro ma che credo sia utile. Pensate al lavoro del fotografo. Fino a 20 anni fa il mestiere principale del fotografo, diciamo la principale fonte di reddito del fotografo, era quello di fornire un servizio a basso valore aggiunto. Tu gli portavi lo scontrino, il rullino, lui ti sviluppava le foto e ti restituiva la busta con 24 foto, 36 foto, quello che fosse. Oggi questa cosa fondamentalmente non esiste più e abbiamo meno fotografi perché tutta questa parte di business a basso valore aggiunto è scomparsa. Il fotografo però è diventato una cosa diversa,
partendo da un'attività che già svolgeva, cioè i servizi fotografici o la stampa professionale, ma sviluppando questo tipo di attività e costruendo attorno a questo, che era un pezzo del suo business, quello più pregiato, che richiedeva appunto maggiore competenza e che non può essere facilmente sostituito dalla foto scattata dal telefonino e dalla stampa su carta fotografica che possiamo tutti fare con la stampante di casa. Questo tipo di sforzo, che nel caso del fotografo ha implicato una riduzione del numero di fotografi e una loro specializzazione, in altri campi invece comporta o può comportare la nascita di nuove professioni o addirittura una moltiplicazione degli operatori di quelle particolari tipologie di commercio, è esattamente il tipo di trasformazione che bisogna capire, prevenire, intercettare, seguire, cavalcare. E bisogna farlo, come dire, tanto a livello macro quanto a livello micro. A livello macro una società è tanto più efficace, tanto più di successo, quanto più riesce a utilizzare, a metabolizzare al proprio interno le nuove tecnologie per aumentare la propria produttività ed essere meglio capace di creare ricchezza e benessere. A livello micro, ovviamente, il singolo imprenditore, la singola impresa deve anzitutto capire cosa vogliono gli altri, di cosa hanno bisogno gli altri. E poche figure professionali sono nella condizione in cui si trova il commerciante di avere l'opportunità di parlare con gli altri, di confrontarsi con gli altri e di capire quello di cui hanno bisogno. Io credo che questo libro, e qui chiudo, sia un libro importante perché aiuta da un lato a mettere tutto questo nella prospettiva storica e capire che appunto è una trasformazione continua. Noi tutti tendiamo a semplificare il modo in cui cambia il mondo pensando che è sempre stato così e improvvisamente le cose cambiano. Non è vero. Le cose cambiano gradualmente, a volte a scatti, a volte in maniera più lenta, ma cambiano continuamente. Secondariamente, questo è un libro che aiuta a capire perché cambiano, come cambiano e quali strumenti il commercio può utilizzare, anzi soprattutto attingendo alle nuove tecnologie per cambiare in meglio, vale dire cambiare creando più valore per sé, per i commercianti e per i propri clienti, e le due cose non possono mai disgiungersi. Grazie per questa relazione che sembra che sicuramente è una relazione attenta e precisa rispetto a quello che adesso sarà la presentazione dei nostri autori. Però già ci ha dato degli spaccati del libro, dalla prima alla seconda parte, molto, molto importante, quindi vorrei dire che ha fatto nascere l'interesse per capire realmente, concretamente cosa avete sviluppato. Allora io direi subito di partire con Manuel Faè, che è un imprenditore esperto di digital marketing. Prego, o qui o sul podio, come ti va meglio. Rimango anche qui se non è un problema. Grazie, buongiorno a tutti, grazie senatore De Poli per l'iniziativa, per l'invito. Perdonate l'emozione e di nuovo siamo molto grati per questa occasione e ringrazio anche Carlo Stagnaro in particolare perché so che l'abbiamo rubato a qualche cosa di molto più importante, per cui sono particolarmente grato. E grazie anche perché un po' ha già inquadrato quello che è il fil rouge, il tentativo che io e Patrizio abbiamo voluto mettere all'interno di questo libro, e quindi mi riduce un po' la fatica, alcune cose le salterò, magari provo a sottolineare altri fatti. Innanzitutto un antefatto, perché da dove nasce questo libro? Direi che in principio fu un'accesa discussione tra me e Patrizio. Parliamo del fine 2018, di più di 2 anni fa, faceva freddo, ben ricordo, mancava poco a Natale e diciamo che lì e nel giro di pochi giorni avremmo 2 o 3 incontri ravvicinati abbastanza intensi, delle discussioni molto intense, dove di fatto guardavamo da posizioni direi diametralmente opposte quello che è il tema della digitalizzazione. L'avevamo messa un po' sullo scontro tra l'e-commerce e il commercio classico, diciamo. Vi lascio immaginare chi tra noi due avesse una posizione e chi l'altra.
È successo più Sicuramente volte. classico lei. Commercio classico lei, sicuramente. Io digitale. Diciamo che probabilmente ci conosciamo oggettivamente da qualche anno con Patrizio, ma forse lì è venuto fuori in maniera particolare che difficilmente siamo disposti a cedere il passo, ma mi sento di dire a distanza di più di 2 anni, probabilmente forse abbiamo la fortuna, magari riflettendo, poi di riuscire a trovare una sintesi. Ecco, dicevo, quindi c'è stato questo antefatto dove una serie di discussioni sono terminate una sera a cena dove ci siamo lanciati una sfida. Siccome non era possibile sintetizzare tutto in qualche battuta in l'e-commerce distruggerà il commercio, no, l'e-commerce è un'opportunità per i piccoli commercianti perché esistono i marketplace, la rivoluzione o la trasformazione digitale è l'e-commerce, altra sciocchezza, altro approccio troppo semplicistico, quindi la sfida fu proviamo a mettere queste riflessioni in fila e vediamo se riusciamo a scrivere un libro. Ora dicevo, lì era la fine del 2018, oggi qua siamo a maggio del 2021, quindi più di 2 anni, nel frattempo ne sono successe di cose. Che dire, innanzitutto una riflessione sul libro. Lo scrivere un libro, almeno per quanto mi riguarda e per quanto ci riguarda, impone innanzitutto di sapersi mettere in discussione, parlo soprattutto per me, perché ti obbliga a osservare, ti obbliga a studiare, ti obbliga a capire le cose su cui tu vuoi scrivere. Quindi il risultato, quello che è uscito, è innanzitutto è servito a me per imparare qualcosa di nuovo e soprattutto in merito all'impatto della trasformazione digitale su quello che è il commercio al dettaglio. Parlando di commercio al dettaglio e pensando all'Italia, abbiamo una caratteristica che la diffusione delle piccole attività, delle attività locali, a meno che a me non sfugga, non ha pari in giro per il mondo. Vuoi per orogenesi, vuoi per storia, vuoi perché siamo il paese dei campanili, tant'è che la diffusione del piccolo commercio, delle attività locali, appunto micro soprattutto, non ha pari. L'altro punto, ripeto, siamo nel 2018, è che parlare di trasformazione digitale, e forse è bene che ce lo ricordiamo, significa parlare di un qualche cosa che ha inizio 35-40 anni fa, quando succedevano cose forse poco visibili probabilmente, tant'è che noi nel libro ci permettiamo, nella prima parte, in un punto specifico, di parlare di urbanizzazione digitale, passateci l'espressione. Perché? Perché è il periodo fine anni 80, primi anni 90, dove, un po' come le urbanizzazioni, iniziano a essere messi giù i cosiddetti sottoservizi, quindi succedono cose che non si vedono, ma succedono e sono assolutamente necessarie affinché possa succedere qualcosa dopo. Quindi in questa prima parte del libro, dopo aver fatto un po' la storia del commercio, come raccontava Carlo prima, dopo aver provato a mettere insieme quella che è la rivoluzione, l'inizio della rivoluzione digitale a partire dagli fine anni 80 e tutti gli anni 90, arriviamo a quello che secondo noi, ma i dati raccontano questo, abbiamo cercato di sostenere le nostre tesi all'interno del libro sempre con dati, con fatti, con aneddoti, arriviamo intorno al 2006, 2007, 2008, quel triennio, dove di fatto, diciamo che guardandolo adesso dopo 15 anni, succedono più o meno 3 cose in contemporanea, che però portano a una svolta importante. Le tre cose sono: 1, inizia la diffusione della banda larga in qualche modo, le reti 3G, iniziano ad abbassarsi o a diventare meno costose le connessioni da mobile, quindi l'utilizzo dei dati da mobile, arriva quelli che sono quello che oggi abbiamo tutti in mano, che è lo smartphone, quindi diciamo nel 2007-2008 in Italia, e ahimè dobbiamo tener conto che arrivano anche i social network, Facebook in Italia 2008. Queste 3 cose assieme, indubbiamente, credo che a proposito, prima Carlo diceva che il cambiamento c'è sempre, lo sviluppo c'è sempre, in certi momenti accelera, in certi momenti rallenta, in quella fase lì indubbiamente c'è stata un'accelerazione, soprattutto un'accelerazione dovuta al fatto che abbiamo iniziato ad avere tutti in mano questa estensione oramai del nostro corpo umano che è lo smartphone con quello che contiene. Questo ci porta un po'
Dovrei aggiungere che in questa fase qua iniziamo anche ad avere le nuove generazioni che iniziano a utilizzare queste nuove tecnologie, nuove generazioni che iniziano ad avere una certa età. Noi nel libro a un certo punto facciamo la distinzione tra i cosiddetti cittadini digitali e gli immigrati digitali. Allora, qua in questa sala mi permetto di dire che più o meno a naso direi che siamo tutti immigrati digitali, ma chi ha meno di 30 anni, 35 anni, probabilmente non sa o poco si ricorda di cosa fosse il mondo prima della digitalizzazione, prima di internet, per usare un termine specifico. Quindi dicevo, fatta un po' questa analisi, quello che secondo noi è un po', o almeno tentativamente, il cuore del libro è, nella seconda parte, la parte centrale dove parliamo del consumo e del cambiamento dei consumi. È un po', nel calcio si dice che la partita si vince a centrocampo, no? È un po' il nostro centrocampo del libro, almeno questo è il tentativo, o il pilastro attorno a cui ruotano le nostre considerazioni. Perché anche qua, come ben diceva Carlo, il tentativo è di mostrare qual è il comportamento delle persone quando fanno un acquisto, o quando comunque devono decidere di fare qualcosa, soprattutto oggi, o soprattutto in quest'ultima era, ripeto, come è cambiato negli ultimi 15-20 anni, provando anche proprio a far riflettere, soprattutto chi ha un'attività, quali sono i criteri con cui noi oggi ci informiamo, dove ci informiamo, come, quando lo facciamo, quanto tempo prima lo facciamo, quanti canali abbiamo a disposizione rispetto a prima. Quindi in realtà non è che ci sono solo canali nuovi che sostituiscono i canali vecchi, si aggiungono a canali vecchi, altri vengono utilizzati di più, altri vengono utilizzati meno. Ecco, in questo senso, dal nostro punto di vista, questo è un po' il pilastro attorno a cui ruota il ragionamento che abbiamo tentato di fare in merito alla trasformazione digitale nell'ambito del commercio. Nella terza e ultima parte del libro, e così vado a chiusura, abbiamo provato a fare due cose di fatto. Una molto breve, siccome non ci riteniamo maghi né stregoni, non ci piace fare previsioni, ma abbiamo provato a mettere lì, dal nostro punto di vista, alcune innovazioni, alcune cose, tra virgolette, nuove che ci sono o ci saranno, ok, e che potranno impattare anche queste nel mondo del commercio al dettaglio. E da ultimo abbiamo provato a mettere insieme davvero a quel punto lì le nostre considerazioni su quello che potrà essere il futuro, tenendo conto e della storia e dei cambiamenti che ci sono stati e del cambio di paradigma del comportamento dei consumatori. Un inciso: c'è stato un momento in cui l'impianto del libro che vi ho descritto adesso è traballato ed è traballato forte. È successo in particolare a marzo dell'anno scorso, quando con il libro praticamente pronto ci siamo trovati, come tutti d'altronde, in mezzo alla pandemia. Ecco, lì c'è stato un momento in cui ci siamo fermati, ci siamo detti: qua è il caso che riflettiamo un attimo, non capendo bene, parlo soprattutto a titolo personale, ma immagino sia successo a molti, cosa stesse succedendo, dove ci avrebbe portato, quali implicazioni avrebbe avuto questa cosa. E ci siamo chiesti: ma avrà ancora senso questo libro strutturato in questo modo? Ora, anche qua, non vi nascondo che adesso è facile dire sì, avrà ancora senso. E non tanto perché anche qua noi fossimo dei veggenti, perché oramai credo sia più o meno chiaro a tutti che il tema della pandemia, l'impatto della pandemia riferito alla trasformazione digitale, all'impatto che ha avuto anche sul commercio al dettaglio, in realtà al massimo ha fatto da acceleratore, perché a tutti i livelli lo sappiamo bene che il 2020 è stato, se dobbiamo cercare qualcosa di positivo dal punto di vista della trasformazione digitale, è stato un anno di apprendimento di massa. Cioè tutti ci siamo trovati costretti, con le buone e con le cattive, a imparare ad avere a che fare molto di più con la tecnologia. Vuoi perché dove va il tema dello smart working, vuoi perché abbiamo imparato per necessità a fare ordini online, a utilizzare strumenti per confrontarci. Quindi sicuramente la pandemia è stata un acceleratore della trasformazione digitale, ma non ha impattato su quello che era un cambiamento che è già in atto, ripetiamo, da 20-25 anni.
Detto ciò, giusto per chiudere, è chiaro che siamo in una fase in cui ci sono cambiamenti che provengono da tutte le parti, provengono dall'ambiente, provengono dalle istituzioni, provengono dalle tecnologie. Siamo permeati, direi, di innovazione digitale, siamo immersi in quella che è la trasformazione digitale e quindi c'è il fatto di dover prendere decisioni, di avere delle strategie articolate e necessarie per saper fare impresa, ci porta a dire oggi che è necessario un apprendimento continuo. Questa è una cosa che ci sentiamo di sottolineare. Tra l'altro bisogna saper bilanciare poi quella che è la soddisfazione del cliente con la disponibilità delle risorse e degli investimenti necessari, fino anche alle capacità, alle singole capacità aziendali. Paradossalmente, e chiudo, mai come in questo momento storico, pregno appunto di tecnologia e di intelligenze artificiali di vario tipo, sono necessarie, secondo noi, intelligenza umana e spirito di adattamento. E mai, e chiudo, come oggi è vero quello che qualche anno fa diceva Philip Kotler: ci sono due tipi di imprese, quelle che cambiano e quelle che scompaiono. Auguro a tutti buon cambiamento e vi ringrazio. Grazie ancora, senatore. Grazie a Manuel Faè. Adesso direi di dare la parola all'altro autore, Patrizio Bertin, che insomma un po' di cose sono state dette rispetto a quello che è successo con la pandemia, acceleratore digitale, una trasformazione digitale rispetto al commercio al dettaglio, ma c'è ancora il fattore umano, il fattore manuale, il fattore di presenza, il contatto. Oramai andiamo tutti verso l'e-commerce, quindi attraverso il sistema di digitalizzazione. Grazie. A te questa riflessione. Grazie. Sempre puntuale, senatore, che devo ringraziare per la sua ospitalità e per la sua cortesia e per averci dato questa grande opportunità per noi. Chiaramente vorrei dire in anteprima che la sfida tra me e Manuel non l'ha vinta né lui né io, l'ha vinta la pandemia, perché siamo stati condizionati da questo, perché sennò sarebbe ancora in corso la sfida. Però dopo questo, insomma, ci siamo confrontati sempre con molta stima, perché Manuel è un conoscitore molto approfondito della materia. Io sono chiaramente, la mia professione da presidente di Confcommercio è quella di protezione delle attività commerciali, quindi a un certo momento si vedeva questo pericolo dell'e-commerce che diventava un pericolo oggettivo e faceva sparire le attività commerciali, e tante sono state veramente chiuse per colpa dell'e-commerce, tante attività, come faceva giustamente Stagnaro la riflessione sui fotografi. Una categoria che ha fatto fatica a resistere nell'ambito appunto della digitalizzazione, perché sono successe mille cose, ormai con lo smartphone si fa di tutto di più. Però questo ci porta a fare una grande riflessione, che è la riflessione di dire: il negozio fisico ha ancora un ruolo nell'ambito del commercio? Il negozio fisico è ancora qualcosa che crea emozione? È qualcosa di indispensabile, di fondamentale? Sì, è così. Si deve solo strutturare. Deve capire che chiaramente la tecnologia, i metodi, i modi sono cambiati, e soprattutto le nuove generazioni, che sono quelle che noi dobbiamo guardare con un occhio di rispetto, stanno vedendo questo modo di acquisto in maniera molto più comoda, molto più veloce, e poi anche con la logistica ormai si è mosso su un modo molto più rapido, molto più efficiente. Quindi noi dobbiamo essere partecipi a questo cambiamento. Noi non dobbiamo assolutamente permettere a nessuno di sopravvaricare la nostra attività, che è fatta di esperienza, di essere tramandata da padre in figlio, che è un valore sociale importantissimo. Noi
e specialmente anche Manuel è d'accordo con me su questo punto, è quello di dire che le grandi piattaforme, quelle che non pagano le tasse nel nostro paese, al di là di questo ci fanno una concorrenza sleale, perché noi abbiamo un costo aggiuntivo molto importante e quindi dobbiamo, attraverso il nostro senatore, ma anche attraverso le istituzioni, far modo che ci sia una competitività corretta e non siamo tagliati fuori da questo mondo, perché la comodità dell'e-commerce è qualcosa ormai insuperabile. È giusto anche dirlo, è giusto anche fare, come diceva giustamente Sangalli, una riflessione sul negozio fisico e sul negozio digitale. Quindi sono tutte situazioni che dentro il libro vengono spiegate molto bene. Io non entro in merito come ha fatto Manuel, se no il libro non viene più venduto, l'abbiamo già spiegato, Manuel, è meglio che facciamo i bagagli e andiamo a casa. Però è bene lasciare la curiosità di leggere il libro, faccio il commerciante di lavoro, quindi mi attengo anche a queste cose. Però io devo anche ringraziare Manuel per avermi dato la possibilità di fare questo tipo di esperienza. È un'esperienza che ti appassiona, ti emoziona, ti dà, come diceva giustamente Manuel, devi fare ricerca, devi capire, devi anche vedere oltre quello che è, diciamo, la tua quotidianità, devi vedere con una prospettiva diversa, devi vederla con la forza e la voglia di cambiare, ma soprattutto nel mio ruolo devi convincere anche imprenditori che non si può combattere, non si può essere sempre contro, ma si deve accompagnare. Cioè il cambiamento deve essere accompagnato e deve essere vissuto nella maniera corretta, se no sei tagliato fuori a prescindere, ti trovi fuori e non sai neanche perché. E quindi ecco, da qui parte la nostra sfida e da qui parte la nostra battaglia proprio, vera e propria. Quindi io mi fermo qui perché sennò diventa una conferenza stampa, diventa una poesia, abbiamo raccontato di tutto di più. E io devo fare i ringraziamenti, devo farli soprattutto, come dicevo prima, al senatore per questa grande opportunità. Antonio, ti ringrazio dal profondo del cuore perché la tua disponibilità e la tua volontà di ospitarci qui per noi è un grande piacere essere qua. Devo ringraziare tutti quelli che hanno lavorato con noi e non mi devo dimenticare soprattutto che anche questo libro, oltre diciamo che speriamo di aiutare tanti piccoli negozi, aiuta anche il VIM per la ricerca e quindi noi doniamo 3 euro del nostro libro. Ogni libro venduto lo doniamo al VIM per la ricerca, quindi devo ringraziare anche il professor Pagano e la signora Giustina Destro che ci ha dato l'opportunità di fare anche questo tipo di donazione e poi devo ringraziare tutti quelli che hanno lavorato e tutti quelli che ci hanno aiutato nella ricerca. Devo ringraziare anche Grafica Veneta che ci ha dato la possibilità di stampare questo libro, ci ha aiutato, insomma abbiamo trovato una collaborazione eccezionale. Il nostro intento non è il business del libro, il nostro intento è quello di accompagnare sempre più imprese nel cambiamento, accompagnarle perché noi dobbiamo traguardare più imprese possibile per non sparire. Abbiamo sentito quello che diceva appunto il senatore prima, diceva 1,5 milioni di posti di lavoro ormai sono spariti, gente che si trova fuori dalla socialità, dalla quotidianità, dalla garanzia di avere uno stipendio, di un lavoro fisso e si trovano per strada. E anche noi abbiamo fatto una statistica, persone che magari erano anche prossimi a finire il loro ruolo lavorativo, quindi un problema in più perché fatica reinserirsi a una certa età. Quindi per noi è un grave problema, è un problema che dovremo affrontare assieme e quindi speriamo che, e chiudo, speriamo che questo libro serva a tanti giovani soprattutto, a giovani, perché i giovani, quelli che fanno il cambio generazionale, quelli lì che devono abbracciare l'attività, l'impresa relazionale,
quelli lì che devono abbracciare l'attività, l'impresa dei genitori o dei parenti, la devono abbracciare con uno spirito diverso, con una volontà molto forte di, cosa vuoi, di battermi? Non permetterti. Per carità, non mi permetterei mai, non voglio così male. E chiudo ringraziando appunto tutti quelli che hanno lavorato in questo libro e soprattutto quelli che ci hanno dato una mano per chiudere questo lavoro. Grazie a tutti. Grazie Presidente Bertin. Se mi è concesso 20 secondi a proposito di ringraziamenti, 2 persone in particolare devo aggiungere io a quelli dovuti, a cui faceva cenno Patrizio. Uno è Luca Parisato della Casa Edilizia, perché ha davvero sopportato tutte le nostre richieste al limite dei nostri capricci, con una flessibilità e un'attenzione particolare. E 2 è il professor Michele Boldrin. Io debbo anche sul piano personale, perché a parte l'onore per noi di avere la prefazione, si può dire con orgoglio ogni tanto in Italia, di uno dei più importanti economisti del mondo, e del fatto che si sia davvero preso la briga di fare ciò che ha fatto, di essere coinvolto in questa cosa, e per cui noi siamo davvero grati e ci tenevo a ringraziarlo. Di nuovo grazie Senatore. Grazie. Grazie come a voi. Il gruppo Aspiaga che ci ha dato una mano. Assolutamente. Quindi un ringraziamento a tutti, ma in modo particolare ai nostri autori che oggi hanno presentato qui questo libro, che è, come dicevo prima, anche con l'attenzione, parto da questo presupposto, alla solidarietà nel caso specifico rispetto alla Fondazione di Ricerca Biomedica Avanzata ETS, appunto, che Culdim la sta facendo, che vuol dire salvare le vite e capire realmente quello che può essere l'evoluzione della ricerca, che in Italia è ancora a bassissimi livelli rispetto ad altre parti del mondo. Quindi imprenditori, ma attenti a quella che è la socialità, a quelle che sono le problematiche della vita di tutti i giorni. D'altronde siete il tessuto socio-economico dei nostri territori, dei nostri paesi, delle nostre piazze, delle nostre città, e non può essere che siete degli imprenditori solidali e attenti in modo particolare. E finisco con questa valutazione che non ho capito, la lascio alla riflessione. Io credo che, era una battuta, io credo che l'innovazione, il digitale, l'e-commerce di conseguenza, per quanto riguarda nello specifico, siano fattori importanti come in tutti gli altri aspetti della vita, e dobbiamo adeguarci e innovarci. Su questo non c'è dubbio, però non dimentichiamo che il valore primario di qualsiasi cosa è rappresentato da ognuno di noi, pregi e difetti, e questo fa la differenza. Rapporto umano. Il rapporto umano con le persone, perché credo che questo sia l'aspetto fondamentale. Dopo il resto è business, sono fattori di innovazione che nella società non possiamo dimenticare, non possiamo lasciare indietro, perché sennò saremo superati dagli altri. Esatto. Però la differenza, passatemi questo aspetto, li fanno gli uomini e le donne, e su questo vorrei salutare le signore che li hanno accompagnato qui oggi, che ci hanno fatto l'onore di essere con noi. Grazie ancora. Grazie. Se ci sono domande da parte di qualcuno siamo a vostra disposizione, se no per le interviste che stanno aspettando. Grazie a voi.